Ciao ragazzi, lui è Enrico e qua sotto, vediamo un po', insomma, naviga più Descarta Enrico, vai, vai, vediamo il fumetto che viene fuori. Signore, mamma cara, signore e signori, ecco qua le porchette di Enrico, che gli ha cotto per quanto tempo Enrico? Queste qua sono porchette cotte per circa 6-7 ore nei nostri forni e sono pronte adesso per essere gustate. Che sono arrivato al momento giusto, insomma, aromatizzate con Sale, pepe, aglio e vino e un po' di spezie che sono rosmarino, e un po' di salvia e un po' di alloro. ma davvero? Tastia? Senti che buona che roba. Sentiamo. A me convince mia. Insomma. E me che te dai ancora. Enrico, qui siamo a Villanova del Ghebo, alla Corte dei Sapori, la sua azienda. Sarà anche lui a Isola della Scala. Ma mi porti la porchetta, Enrico? No, questa no, mi dispiace. Porterò, però vi farò vedere come nasce il nostro salame polesano. E te lo fai lì davanti a tutti? Lo facciamo lì davanti a tutti. Allora, domenica 28 settembre, Piazza Martiri della Libertà, Isola della Scala, Enrico Toso, memorizzatelo, perché se volete assaggiare il salame appena fatto in casa, andate da lui. E siamo sicuri che non avanza niente di sta roba qua, no? No, mi dispiace. Però me sono ancora qua. E ho ancora tempo, quindi ci vediamo a Isola, Enrico. Ci vediamo Ci vediamo a Isola. Perfetto, taglia pure. Non ho ancora chiuso, taglia pure.